100 anni fa nasceva il Partito Popolare. Professore Di Natale, una sua considerazione. Il 18 gennaio 1919 è una data storica, come è anche una data storica che dopo 100 anni noi ricordiamo il Partito Popolare Italiano fondato dal prete di Caltagirone, Don Luigi Sturzo. I popolari in questo Novecento hanno dato un grande contributo alla nostra nazione, soprattutto perché sono stati un forte partito di dialogo, consentendo alle forze politiche totalmente diverse, dai comunisti di Enrico Berlinguer ai missini di Giorgio Almirante, di dialogare su tematiche importanti. I popolari, poi i democristiani, sono stati coloro che hanno fatto la Carta Costituzionale. Dal pensiero di Don Luigi Sturzo, che ha attinto alla dottrina sociale della Chiesa, noi abbiamo avuto grandi statisti in questo Novecento. E a tal proposito ricordiamo De Gasperi, Aldo Moro, ricordiamo ad esempio anche l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che proviene da questa scuola, che è stata la scuola dei popolari del pensiero cristiano. Ma anche nella nostra provincia di Agrigento noi abbiamo avuto grandi statisti nel nostro territorio. Ricordiamo ad esempio Salvatore Scifo, Angelo Bonfiglio, lo stesso Giuseppe Sinesio, lo stesso anche Gaetano Tringanato, grandi uomini che hanno contribuito a cambiare la nostra provincia. L'Italia del dopoguerra era una Italia povera, un'Italia che usciva da una disfatta, eppure grazie a questi grandi statisti noi abbiamo avuto le più grandi riforme, dalla riforma agraria alla riforma sanitaria, dalla riforma del lavoro alla riforma della previdenza, anche alla riforma per la casa, per dare una dignità alla persona umana. Ricordare i popolari, ricordare questo primo centenario, significa ricordare questi grandi statisti dell'Italia.